coinvolge la comunità di Favaro Veneto. Si tratta di Andrea Basso, 55enne, che ha perso la vita mentre faceva jogging in montagna. La tragedia del Redentore con la morte del 28enne di Cavallino Treporti in attesa dell'esito delle indagini sulla causa, il cordoglio delle due comunità con Venezia e l'abbraccio alla famiglia del patriarca. Si è svolto il primo incontro dell'osservatorio permanente voluto dal prefetto per monitorare e pianificare gli interventi sugli incidenti, fenomeno sempre più frequente. Ancora disagi in mattinata al Marco Polo di Tessera, dove un bimbo di nazionalità straniera di 8 anni si è sentito male per un colpo di calore ai varchi di partenza. La denuncia del sindacato: mancava l'aria condizionata. Migranti sul protocollo firmato da ANCI e Regioni. Interviene il presidente del Veneto Zaia sull'accordo dette troppe falsità. Attacca: se l'emergenza viene lasciata alle prefetture ci ritroviamo nel Tendopoli. Presenze da record alla sagra del pesce di Chioggia, ma non sono mancate le polemiche soprattutto sui parcheggi selvaggi, su cui il sindaco Armelao ha dato rassicurazioni. Tiziano Ferro nella sua ultima tappa veneta ha incantato l'Euganeo, ricordando le sue radici veneziane e l'importanza della famiglia. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano però il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera, che riguarda, lo avete sentito ormai da giorni, l'accoglienza diffusa per i migranti. E secondo voi è la strada giusta? Se siete d'accordo rispondete sì, quindi in verde 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo, quindi rispondete no con il rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di prima serata Ring. Ed ora la cronaca, un altro lutto che coinvolge la comunità di Favaro Veneto. Si tratta di Andrea Basso, 55enne, che ha perso la vita mentre faceva jogging in montagna. Dopo la tragedia di Santo Stefano di Cadore, in cui sono stati uccisi il piccolo Mattia, il papà Marco e la nonna Maria Grazia, dopo l'incidente in Val Schievenin costato la vita a Stefano Cattelan e ancora l'insegnante Vianello morta in montagna, ieri nel tardo pomeriggio è arrivata un'altra brutta notizia per la comunità di Favaro Veneto. La morte di Andrea Basso, 55 anni, colpito da infarto mentre correva lungo la strada che porta all'ultimo parcheggio prima dell'ossario di Donezza del Cimone, in provincia di Vicenza. Un appassionato di jogging, molto allenato, raccontano. Era un mio amico, si faceva ben volere da tutti, spesso lo trovavo che andava a correre qui a Favaro Veneto in via Cacolombara, dove vado anche io a correre, un ragazzo in forma, un uomo in forma. Ieri a prendere questa notizia ci ha sconvolto tutti di nuovo, perché è l'ennesimo lutto di una persona che conosciamo e che è conosciuta e ben voluta qui a Favaro Veneto. Sembra che proprio sia un periodo per noi, per la nostra comunità, e vorrei esprimere anche attraverso la televisione le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea Basso, in particolare alla moglie Loredana, che anche lei è una persona cara, una mia amica come lo era Andrea, e al figlio e a tutti i familiari. Basso, informatico presso la team di via Torino a Mestre, abitava con la moglie Loredana e il figlio di 14 anni in via Gobbi. La sua famiglia è originaria di Cassolaro, dove i cugini gestiscono un'azienda agricola. Costernato per l'ennesima morte che coinvolge la comunità di Favaro, anche l'assessore comunale Boraso pensa di chiedere ai parroci una benedizione, posizione condivisa da Bellato. Speriamo che dai parroci ci venga una parola di conforto, una parola di speranza, che ci possa far vedere con una certa positività verso il futuro e che ci possa comunque dare un po' di fiducia per andare avanti, altrimenti comincia a essere un po' difficile, insomma. Tragedia del Redentore con la morte del 28enne di Cavallino Treporti in attesa dell'esito delle indagini sulla causa, il cordoglio delle due comunità con Venezia e l'abbraccio alla famiglia del patriarca. Purtroppo, come abbiamo saputo, la notte di festa di ieri si è conclusa con un tragico evento a causa di un incidente. Portiamo nella nostra preghiera il giovane che è deceduto, la sua famiglia, i suoi amici.
Così Monsignor Moraglia, patriarca di Venezia, ha voluto ricordare Riccardo Nardin, il ragazzo di appena 28 anni del Cavallino, morto a Venezia proprio dopo i festeggiamenti del Redentore, dopo essere finito contro la Bricola 15 con il suo barchino tra San Giorgio e San Servolo. Un impatto tremendo che ha sbalzato in acqua il 28enne e probabilmente, dopo aver sbattuto la testa, ha perso i sensi, morendo annegato. Toccanti le parole del prefetto per la famiglia di Riccardo. Il Redentore è anche questo, è pacificazione nel senso di pensare anche a questi eventi che purtroppo sono accaduti. Una tragedia immane questa che ha colpito 2 comunità ora in lutto. Un grande dispiacere per una vicenda veramente tristissima. Il nostro cordoglio alla famiglia e una preghiera per questo nostro ragazzo, a Riccardo, quindi il nostro pensiero. Un cordoglio unanime cui si stringe anche il sindaco Brugnaro per il tramite del suo delegato per la valorizzazione della gondola. Lo conoscevo di nome, so che ha sempre lavorato, ha sempre studiato sull'acqua, quindi è uno che sapeva il fatto suo. Un minuto di raccoglimento prima di ogni regata domenica a Venezia, dedicato proprio al povero Riccardo, appassionato da sempre di navigazione, al punto di averne fatto anche il suo mestiere. Con un minuto di silenzio e con un alzaremi. Alzaremi! Affidate alla Polizia Locale di Venezia, al reparto natanti e ai Vigili del Fuoco le indagini dell'incidente per capire con accertamenti, rilievi e misurazioni cosa abbia causato la tragica morte di Riccardo. Continuiamo con la cronaca. Tamponamento tra 2 tir, entrambi adibiti al trasporto di granaglie nel primo pomeriggio lungo l'autostrada 4 all'altezza di Arino di Dolo in direzione Milano. Ferito in modo lieve uno dei conducenti. La dinamica al vaglio delle pattuglie della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta per i rilievi con i Vigili del Fuoco e il suo M118 che ha preso in carico il conducente ferito. Parte del carico trasportato dall'auto articolato tamponato si è riversato sulla carreggiata, mentre il secondo tir, dopo aver impattato con la cabina di guida, ha terminato fuori controllo la sua corsa contro le barriere di sicurezza, inevitabile ovviamente le code. E riunione urgente questa mattina a Ca' Corner, sede della Prefettura di Venezia, per fare il punto sui troppi incidenti, specie mortali del territorio. L'osservatorio costituito da tutte le forze di polizia, rappresentanti di enti locali, ANAS ed enti concessionari di autostrade, il cui obiettivo è quello di monitorare il fenomeno degli incidenti stradali per individuare adeguate strategie di contrasto al fine di salvare quante più vite umane possibili. Nuovi disagi in mattinata al Marco Polo di Tessera, dove un bimbo di nazionalità straniera di 8 anni si è sentito male per un colpo di calore ai varchi di partenza. Malore di un bimbo di 8 anni per un colpo di calore allo scalo Marco Polo di Tessera verso le 10 del mattino a causa della mancanza di aria condizionata ai varchi di sicurezza alle partenze, e quanto denuncia il sindacato RSA dell'aeroporto di Venezia. Se agli arrivi ci si congela da quanto è freddo per via delle basse temperature con cui è stata regolata l'aria condizionata, all'opposto, alle partenze ci sono dai 29 ai 30 gradi per il mancato funzionamento proprio dell'aria condizionata, puntualizza. Il caldo è diventato insopportabile. Bisogna trovare assolutamente una soluzione. Anche oggi un bambino si è sentito male ai varchi di sicurezza, purtroppo questa situazione ha raggiunto il limite. Save, società di gestione aeroportuale interpellata, non risponde, dice sempre il sindacato, denunciando come anche alcuni colleghi della sicurezza si siano sentiti male proprio a causa del caldo eccessivo, sempre ai varchi. Qui grande il disagio anche per le lunghe code formatisi sempre in mattinata a causa dei voli cancellati da e per l'aeroporto di Catania di Wizz Air e Ryanair per l'incendio che ha costretto a chiudere lo scalo fino a mercoledì prossimo, 19 luglio. Problematiche che non è escluso continuino e si ripetano con lo sciopero su Londra Gatwick dal 28 luglio per 4 giorni e dal 4 agosto per altrettanti giorni. E poi, per quanto attiene alla gestione spettante a Sicuritalia,
resta il solito annoso problema, quello della carenza cronica di personale, dice la portavoce dei lavoratori. Anche oggi, per l'ennesima giornata, come costante da 2 anni a questa parte, con il ripreso del volato dopo la pandemia, a chiedere a chi di competenze, soprattutto al gestore aeroportuale, di prendere in mano la situazione. E Save, da noi interpellata, fa sapere che tutte le macchine di climatizzazione dell'aeroporto sono pienamente operative, in particolare quelle corrispondenti ai varchi di sicurezza lavorano al massimo della funzionalità. Tra l'altro sono state montate anche delle tende oscuranti sulle vetrate a destra dei varchi, nelle fasce orarie di picco, quelle in cui sono presenti più voli in partenza, dove non si sono però verificate attese superiori ai 30 minuti. La temperatura percepita potrebbe essere stata di qualche grado più elevata, anche in considerazione delle temperature esterne in questi giorni più alte. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, prima uscita del presidente Zaia nella Marca dopo le polemiche legate al protocollo dell'accoglienza, testo che non è stato ancora reso pubblico ma già firmato, affonda ogni voce di tensione interna, il presidente parlando di emergenza reale. Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove Cona. Lo scopo in soldoni è quello di scongiurare un ritorno agli hub. Il presidente Luca Zaia, alla sua prima uscita pubblica dopo le polemiche legate all'accoglienza dei migranti, torna a difendere il protocollo sull'accoglienza diffusa. Un accordo firmato, non ancora reso pubblico, ma che rappresenta per le regioni l'unica possibilità a fronte dell'emergenza di avere un peso e di farlo avere ai comuni. Visto considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si convolga la regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa. E con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Stato di emergenza sull'immigrazione dichiarato il 16 di aprile con tanto di introduzione di commissario. Ho sentito il segretario Stefani più volte, dice Zaia, non c'è tensione. Non difende il presidente l'accoglienza diffusa, ma soffoca le polemiche anche interne alla Lega nate con la chiusura di questo protocollo. L'accoglienza diffusa è un falso problema. Io penso che ai sindaci non debba essere imposto nulla. Mai nessuno ha imposto nulla. Quando vedrete il documento fatto con la prefettura, non è un documento che dice a te 5, dice evitate, cari prefetti, gli mega sembramenti, le serena della situazione. Sentire tante cretinate che ho sentito sul documento, decisamente no, almeno qualcuno abbia quantomeno la pazienza di leggerlo. Nelle stesse ore Mario Conte tornava a parlare di protocollo. Un accordo che nulla toglie al lavoro, ricorda il presidente di ANCI Veneto, che il governo con la Lega sta facendo per tentare di fermare gli sbarchi. Noi non vogliamo che le nostre comunità paghino un prezzo troppo salato di questo fenomeno migratorio, però cerchiamo anche di mettere sul tavolo delle soluzioni alternative proprio per non mettere la testa sulla sabbia o per non voltare le spalle a quelle persone che comunque stanno manifestando un bisogno. In caso Lega il clima continua ad essere incandescente sul tema dell'accoglienza dei migranti, getta benzina sul fuoco l'europarlamentare Gian Antonio De Re, che si rivolge a Zaia e Conte: se vogliono l'accoglienza diffusa si prendano i migranti e li portino a Palazzo Balbi e a Casugana. L'idea di Luca Zaia è un'idea, non è l'idea della Lega, perché la Lega a Roma non ha cambiato assolutamente la posizione, che è quella di prima, è quella di adesso e anche quella di domani. Se poi Zaia ha cambiato idea, se li porti a Palazzo Balbi. Non usa mezzi termini l'europarlamentare del Carroccio Gian Antonio De Re, si scaglia contro chiunque parli di accoglienza diffusa dei migranti, si tratti anche del presidente leghista della regione Veneto. Il modello è il respingimento. Non possiamo accettare l'Africa. E se la prende De Re anche con il governo e la Premier. La Meloni aveva detto a suo tempo useremo la marina militare, infatti la sta usando per andarli a prendere. Stessa linea anche nei confronti di Mario Conte, che da presidente di ANCI Veneto ha sottoscritto l'idea di Zaia. Lui è sindaco di Treviso, se vuole si li accoglie lui,
giustamente da sindaco può decidere, l'assessore al sociale e li accoglie, ma ci sono altri sindaci che non sono dell'idea di Mario Conte. Attenzione che è un amico della Lega, ma su questa idea ci sono idee diverse. Gongola l'opposizione, benvenuti nella realtà, dice la capogruppo del PD in regione Vanessa Camani. C'è uno scontro politico molto forte tra uno dei più importanti partiti di governo e il presidente della regione, che fino a ieri sembrava essere, come dire, la punta di diamante di questo movimento politico. Sentire da Re che dice chiaramente l'idea di Luca Zaia non è l'idea della Lega è per la prima volta un'affermazione che sostanzialmente sconfessa le posizioni politiche di Luca Zaia e lo mette in minoranza, devo anche dire, dentro il suo partito, e questo è un fatto politico molto rilevante e che ovviamente espone poi la nostra regione al rischio di un caos nella gestione migranti. Alza le mani l'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato. Io prendo solo atto che l'ordinanza 984 che detta le regole di questo modello di accoglienza è della Presidenza del Consiglio e quindi è di questo governo. Punto. È il modello di uno e il modello dell'altro. È un'ordinanza del governo italiano che mi risulta essere sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. Punto. Diversi appartamenti del patrimonio pubblico veneziano stanno passando da ERP a social housing con un considerevole aumento degli affitti, la denuncia da associazioni e partiti di opposizione in comune. Nel patrimonio pubblico sta cambiando tutta la classificazione degli immobili. Vuol dire che dal totale di 5.335 appartamenti si tolgono una buona fetta, quasi 3.000 appartamenti, e vengono riclassificati in social housing. Contestato da associazioni per la casa e la residenzialità a Venezia e da gruppi consiliari di opposizione, il progressivo spostamento di case pubbliche dagli elenchi ERP al social housing è più di una questione meramente tecnica. Cambiando la classificazione, cambiano infatti anche le fasce sociali a cui ci si rivolge, perché a differenza dei prezzi bassi degli alloggi ERP, il social housing ha affitti che possono arrivare anche tra i 600 e i 700 euro al mese. L'ultimo bando social housing per la terraferma, su 250 domande ne sono state escluse il 40%, una cosa mai vista. Per la gran parte di questi il problema era che avevano dei redditi troppo bassi per poter partecipare al bando. Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme cita gli ultimi dati ufficiali del Comune. Nel 2022 sono arrivate ben 2.371 domande per bandi ERP e solo 250 domande per il social housing. La questione è stata oggetto di interrogazioni sia da parte di Verde Progressista che del Partito Democratico. Ad oggi ci sono circa 1.000 appartamenti pubblici che risultano non assegnati, vuoti, e già agire su questo enorme patrimonio potrebbe alleviare di molto l'emergenza. A far discutere anche la decisione di abbattere senza ricostruire alloggi ERP, come avverrà ad esempio per gli edifici in Piazza del Mercato a Marghera. Tra le altre richieste, anche in base a quale norma gli alloggi della legge speciale per Venezia vengano classificati come non ERP, quando la legge 39 del 2017 della Regione Veneto classifica come ERP tutti gli alloggi che hanno avuto un contributo finanziario dallo Stato. Quando abbiamo delle case popolari che non ci si può più permettere perché il social housing ha dei costi molto più alti, possiamo capire che il Comune sta agendo in maniera attiva allo spopolamento di Venezia, ed è una follia che deve essere subito fermata, perché Venezia ha nella residenzialità il suo più grande valore. Presenze da record alla Sagra del Pesce di Chioggia, ma non sono mancate le polemiche, soprattutto sui parcheggi selvaggi. Quest'anno abbiamo tranquillamente raggiunto la quota di 150.000 presenze nella nostra città. Presenze da record con tantissimi giovani alla Sagra del Pesce di Chioggia, che si è conclusa domenica sera. Non sono però mancate le polemiche, soprattutto sui parcheggi selvaggi in centro, cui il sindaco replica. Queste situazioni di caos ci sono da tantissimi anni, ma perché? Perché la politica locale non ha mai lavorato per risolvere il problema creando e pensando a nuovi parcheggi per la nostra città. Noi su questo stiamo lavorando,
Al momento rimango abbottonato perché ovviamente sono abituato a lavorare in silenzio senza far tanta pubblicità e a parlare quando si hanno delle cose concrete. Pensando al prossimo anno, Armelao prevede la presenza di bus e nuove zone di sosta. I bus in zona Valdario, proprio in quella zona che è stata data per far parcheggiare le macchine, ma avremo però il parcheggio di Borgo San Giovanni libero. Prossimo anno sicuramente chiederò l'aiuto del direttore del parco commerciale Clodì, così da far partire la navetta da lì. La sagra io la considero un'opportunità per la nostra città, per farla conoscere, però bisogna che la sagra diventi, risolvendo la problematica in primis dei parcheggi, diventi anche un'opportunità, appunto come detto, per la nostra città, ma non diventi invece un'agonia per i residenti, perché il turismo va governato, va gestito bene. Sulle critiche social, Armelao poi è lapidario. Inutile utilizzare i social per denigrare una sagra del pesce, per denigrare una città, ma io sono sempre favorevole all'utilizzo di social per promuovere una città, per valorizzarla una città, e se ci sono problematiche si segnalano, ma non si rovina l'immagine di una città che ha bisogno di vivere grazie anche al turismo. Tiziano Ferro nella sua ultima tappa veneta ha incantato Leuganeo. Tutta la famiglia di mio papà è nata a Venezia, in provincia di Venezia, e metà del mio sangue, tutti i Ferro sono veneti, quindi per me nonno e nonna, perché parlavano veneto veneziano, sono l'impronta di un pezzo di vita che non scorderò mai. Tiziano Ferro ha voluto ricordare a tutti i suoi 30.000 fan veneti le sue radici per metà, anch'esse venete, di più racconta di Cavarzere, cioè del veneziano dalla parte dei nonni paterni, così concludendo a Leuganeo a Padova il suo lungo tour italiano che ha toccato ben 14 stadi. Tutti i Ferro sono veneti, i miei nonni dopo la guerra poi si sono dati un'occasione, sono andati a vivere giù a Roma e poi a Latina. Concerto questo di Padova atteso dal 2020, ma più volte spostato causa Covid, e da qui, da Padova, che ha mosso i suoi primi passi discografici, ricorda, è qui che è voluto tornare rammentando anche quanto i due suoi figli, frutto come noto di una maternità surrogata, abbiano pari diritti dei bimbi con un papà e una mamma, al di là di quanto deciso dalle procure. Mi racconto che quando sono venuti qui a vedere Venezia, a vedere Verona, a vedere Padova, che questa è casa loro. Questa è casa loro. Che casa? Questa è casa. I fogli di carta sono altre cose. Questa è senso di casa. Tiziano Ferro ha emozionato Leuganeo con le sue 33 canzoni in scaletta che hanno ripercorso gli oltre 20 anni di carriera, e se molti fan hanno chiesto il rimborso dei biglietti acquistati prima della pandemia, altrettanti hanno preferito tenerli nel cassetto e aspettare 3 anni per il suo ritorno live in Veneto. Perché credo che una delle cose più belle di noi veneti, perché ci sono anche io dentro al 50%, è questa testa testarda verso il futuro, verso la voglia di fare, nessuna paura della fatica, zero. È tutto da Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo. Italia arroventata dall'anticiclone africano. Siamo nel pieno della fase più acuta di questa intensa ondata torrida. Maggiori speranze per una parziale attenuazione del caldo nell'ultima parte della settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 18 luglio sarà soleggiata, possibile qualche locale e breve rovescio temporalesco in montagna nel corso del pomeriggio. Temperature che rimangono elevate anche di notte, pregiudicando la tregua notturna, minime tra 21 e 26 gradi, massime tra 32 e 38 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza sereno. Sui monti al pomeriggio qualche temporale localmente forte. Temperature minime tra 23 e 24 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà anche qui soleggiato e particolarmente afoso, con possibili temporali dal tardo pomeriggio sera sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 20-23 gradi, massime sui 36-38 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.